Al telefono il dottor Paolo Bellini, già presidente nazionale ANAMA, Associazione Nazionale Agenti e Mediatori. Ecco, naturalmente le vogliamo chiedere, in un anno completo di pandemia 2020-2021, com'è la situazione del mercato immobiliare in anteprima sulla provincia di Rovigo e poi magari facciamo una panoramica anche sul nazionale. Sì, grazie. Diciamo che dal primo momento, cioè il primo lockdown che ci ha disorientato un po' tutti, possiamo dire che il mercato immobiliare ha tenuto. Di sicuro è stato uno dei settori, assieme all'alimentare e assieme ad altri settori strategici, che non ha subito la flessione che ci si aspettava. Le principali città, Milano, Roma, Bologna, Palermo, Napoli, Firenze, hanno registrato addirittura un aumento nel volume delle compravendite. Ecco, però i prezzi, mi diceva prima fuori onda, che mentre nelle città più importanti, riferimento Roma e Milano, erano anche aumentati, nella periferia e in particolar modo quindi anche nella provincia di Rovigo sono molto diminuiti, o sbaglio? La parola corretta è la periferia. Il centro ha tenuto, la periferia è crollata. È crollata coi prezzi, non col volume, non con la richiesta di case, ma di sicuro nei prezzi. I prezzi sono addirittura scesi sotto il 30% della soglia ipotizzata. Quindi nel Polesine le case costano meno in questo momento storico. Ecco, facendo un'altra analisi, le case che sono all'asta, ecco, ma ci dobbiamo aspettare più case all'asta e quindi più difficoltà da parte delle famiglie o degli imprenditori, o secondo lei rimaniamo sui parametri del 2019? No, le case all'asta raddoppieranno perché la difficoltà delle aziende, dei privati, delle ditte individuali, delle partite IVA porterà assolutamente al crash di oltre 100.000 aziende in tutta Italia, in aggiunta ai problemi già esistenti. Quindi si raddoppierà il parco all'asta, ma attenzione che si raddoppieranno anche le insidie e le problematiche.